Cari ragazzi, spero stiate tutti bene. Oggi è giovedì e sapete tutti che questo giorno della settimana per il Barbarigo è un giorno speciale. Di solito si celebra la messa alle 7:35 e alla seconda ora le classi a turno vivono l'appuntamento del giovedì della parola. Oggi, come la settimana scorsa, tutto questo non è avvenuto. La sospensione a causa del Covid-19 non ci permette di essere insieme nella nostra scuola ed è per questo che ho pensato di raggiungervi con questo videomessaggio per dirvi alcune cose. La prima è che ci mancate. La scuola è vuota e per noi che ci siamo comunque non è facile non sentire le vostre voci. A me manca soprattutto il momento del saluto all'ingresso prima dell'inizio delle lezioni. Mi mancano i vostri sorrisi e i volti di chi è più sulle sue. Mi mancano le vostre parole, quelle semplici di una battuta o quelle più profonde di una confidenza. Ci mancano i gruppi, il gruppo ragazzi, il B14, il gruppo biennio, il gruppo giovani. Ma è soprattutto quando le persone o anche le cose mancano che si avverte ancor più il loro valore. Lo sto imparando davvero in questi giorni. Immagino che anche per voi sia un po' così e che anche a voi la scuola manchi. Del resto è una parte importantissima della vostra vita e della vostra giornata. Grazie alla tecnologia, alla didattica a distanza e alla disponibilità dei professori, in qualche modo i prof riescono a raggiungervi, ma è come quando parli al telefono. Certo, le informazioni arrivano lo stesso, ma ciò che manca è la compagnia, la presenza fisica che aiuta a fare gruppo, classe, comunità. Forse le lezioni contenute vi offrono la possibilità di approfondire per conto vostro gli argomenti che più vi appassionano, di aggiungere qualche lettura, qualche buon film, di scrivere. Approfittatene. E sarà così anche per tutte le altre attività che normalmente fate nelle vostre giornate. Lo sport, le lezioni, la musica, il volontariato, ma anche semplicemente il ritrovarsi con gli amici al bar, in piazza o al patronato per una passeggiata in centro. Una cosa certo non vi manca, il tempo. Stamattina mi sono svegliato con questo pensiero. Dobbiamo riempire di bene questi giorni vuoti. Troviamo allora il modo per dare un senso alla parola bene. Riempiamola di concretezza. Non lasciate che sia la noia a farla da padrone. Non riempitevi la testa di televisione, di videogiochi o di niente. Vivetelo questo tempo, anche con il suo vuoto, con le fatiche che si porta dentro e lasciatevi interrogare positivamente da ciò che sta accadendo, vincendo la paura, ma anche prendendo coscienza della nostra fragilità. Mai come ora ci rendiamo conto di quanto siamo importanti gli uni per gli altri. Impariamo da questo momento qualcosa che ci aiuti a vivere meglio e ad essere più felici, puntando all'essenziale. Magari recuperate anche la possibilità di parlare un po' di più con i vostri genitori, i vostri fratelli, i nonni. Anche per questo tempo può essere un'opportunità. Non voglio aggiungere troppe parole o fare la figura di quello che vuole darvi consigli. Questo messaggio serve a dirvi che vi penso e vi sono accanto, non certo per annoiarvi. Finisco allora con il ricordarvi una cosa importante. Stiamo vivendo la Quaresima. Questo tempo battesimale e penitenziale che ci prepara alla Pasqua rimanda concretamente al deserto, alla rinuncia, al digiuno. Quanta attualità in queste parole. Come cristiani possiamo dare un senso a tutto questo. In Barbarigo avremmo dovuto fare Quaresima all'insegna del tema alla ricerca della felicità. Lo avremmo fatto attraverso una mostra allestita nei corridoi, con dei momenti di confronto e di testimonianza. Ciò non ci è dato, pazienza. Ma ciò che non ci è tolto è la possibilità di chiederci che cos'è la felicità. Cosa significa per me essere felice? E mi permetto di aggiungere qual è la strada che Gesù ci indica per essere davvero felici. Vi lascio con queste domande. Portate il mio saluto ai vostri genitori e se vi va, fatevi vivi con una mail o un WhatsApp. Mi farà davvero piacere. Abbiate cura di voi, rispettando le regole che ci sono state date e sappiate che ogni volta, con Don Cesare o gli altri preti del Barbarigo celebriamo la messa, preghiamo anche per voi e vi ricordiamo. A presto.